Ciao a tutti, sono qui allo stand Tenuta di Angoris, uno dei più frequentati di questo Vinitaly, veramente. Sono qui con Alessandro Dalzovo, enologo di Tenuta di Angoris. Quali prodotti più di punta in questo Vinitaly? Tanto buongiorno a tutti. Prodotti di punta soprattutto anche perché c'è una grandissima richiesta di mercato, sono gli spumanti. Noi attualmente produciamo due spumanti metodo Charmat, uno bianco e uno rosato. Il rosato sta andando veramente forte, è una richiesta fortissima. Dal prossimo anno, il prossimo Vinitaly, usciremo anche con un metodo classico, sia bianco che rosato. Il bianco sarà una cuvée di 100% Chardonnay, il rosato 100% Pinot Nero. Chi chiaramente non è riuscito a passare a Vinitaly a trovarli, loro saranno aperti a cantine aperte, quindi la domenica 31 maggio. Dove si trova esattamente la cantina e come è strutturata? La Tenuta di Angoris si trova a Cormonsi, in provincia di Gorizia, ha una superficie di circa 600 ettari, 120 sono superficie vittata. Ricopriamo le tre zone DOC di maggiore qualità del Friuli, Isonzo, Coglio e Colli Orientali. Saremo aperti appunto domenica 31, se non sbaglio. Potrete visitare, chi verrà a trovarci visiterà la cantina, visiterà la villa e anche un parco di tutto rispetto, abbiamo circa un ettaro di parco adiacente alla villa.